Bella raga, ciao a tutti dal comandante veneziano, a grande richiesta torna Fly Simulator raga e siamo all'aeroporto di Madrid perché ragazzi oggi voglio fare una tappa dedicata alla Juve, anche se sono milanista, però insomma non voglio né portare sfiga né niente, voglio semplicemente sperare insomma di fare un volo che sia di buon auspicio. Quindi portiamo Cristiano Ronaldo da Madrid a Torino ragazzi, la tappa di oggi è Madrid e Torino. Io da amante del bel calcio, da appassionato, anche da esperto, mi definisco tale perché ragazzi ricordiamo sempre che una parte del corpo di Paul Mangai è rimasta a Bologna, quindi solo questo mi rende esperto in tutto. Vedere comunque un giocatore come Ronaldo, anche se sia in una squadra avversaria in Serie A, è sempre una cosa veramente bellissima. Che dopo mi dispiace che il mio Milan è ridotto così, io penso che come sia bene per il calcio vedere una Juve con Cristiano Ronaldo, forse anche bello per il calcio vedere un Milan e anche un Inter ai livelli di una volta. Questo è il mio modestissimo pensiero. Stiamo caricando i bagagli, Ronaldo ne ha tanti, sta portando un po' di roba anche per le sue donne. E niente ragazzi, che si può dire? Sarà un volo non lunghissimo, neanche stracorto, le condizioni meteo sono abbastanza buone, sono le 17 del pomeriggio e si gode. Siamo in rullaggio per la pista dove sei pistina? Ah, vedi questo 33L, ok, tanto qualche aereo sta atterrando, che bello sto aeroporto, molto grande, molto faigo. Raga, abbiamo l'autorizzazione a partire e possiamo andare. Partiamo dall'aeroporto di Madrid. Vediamo se vi ricordano ancora come si fa. Ok. Speriamo di fare un buon decollo, anche se poi l'atterraggio, che è la parte di come sempre più dura per il Cube. Dai invece 33L e dominiamo. E si va very godo. Salutiamo Madrid. Ok ragazzi, siamo partiti da poco, siamo in quota crociera, siamo in quota sto cazzo, stiamo arrivando a 11.000 piedi. E abbiamo lasciato l'aeroporto di Baracas, adesso siamo in direzione Turin. Vediamo qua, ok. Ecco che sarà un bel viaggetto, saranno non proprio 2 ore, un po' meno. Comunque noi rotondiamo a 2 ore. Dopo quando siamo a pieno regime con i motori sicuramente possiamo dominare di più. E portiamo Cristianone. Raga, siamo in salita per quota 210, i motori sono a pieno regime, la giornata è bella. E Ronaldo ci ha gentilmente offerto un po' delle sue ragazzette per il viaggio, una di Funchal, una di Manchester, una di Madrid e una di è una mia scelta, quindi ho scelto Stoccolma Center. Sono nuvoloni però, speriamo bene, cavolo, di solito sappiamo che trovo sempre tempo curioso. Raga, siamo alla quota 270 di crociera, mancano 470 miglia circa, meno di un'ora all'arrivo di Torino. Cristiano Ronaldo sta sbarcando a Turin Center. Giornata meravigliosa, volo piacevole, volo curioso anche a volte, guardate che bello.
veramente uno spettacolo. Dal punto di vista comendiano, e vediamo che siamo alla quota crociera, alla velocità di 320 e siamo partiti, insomma siamo neanche a metà strada, siamo nella parte centrale della Spagna, stiamo andando chiaramente verso est. 496 miglia, 56 minuti all'arrivo all'Inf Torino Caselle. Raga, stiamo sorvolando i Pirenei, veramente assenza di nuvole, insomma veramente un volo tranquillissimo, sembra un miracolo per i nostri standard. Bisogna vedere a Torino come la situazione, ricordiamo che il meteo è quello reale, però veramente perfetto. Raga, mancano 200 miglia e siamo in piena Costa Azzurra, siamo a Marsiglia. Qualche nuvolone un attimino più minaccioso c'è, speriamo bene. Mancano 25 minuti abbondanti. Queste nuvolette sono non meravigliose, però dai, speriamo bene, insomma, speriamo di avere un po' di fortuna. Finora la fortuna c'è stata, sappiamo che nei voli comendiani è sempre brutto tempo, staremo a vedere. Che bello, mancano 60 miglia, siamo proprio in mezzo alle montagne, è nato l'avvicinamento all'LS, pista 36, ho già fatto tutto. Il tempo per fortuna tiene, sta un po' brutto verso la parte finale della Francia, ma adesso fioi, il tempo c'è, il tramonto sta arrivando, le Alpi sono bellissime, si gode. Chiaramente raga, la pioggia deve arrivare, stiamo circuitando a Torino, adesso ci darà l'ultima indicazione e sta piovendo a manetta, non c'è niente da fare, noi il bel tempo non lo troviamo proprio mai. Ok ragazzi, inizia anche il sentiero di discesa, quindi sapete che io cerco sempre di aspettare questo per avere la sicurezza di ricominciare il video, perché sennò bestemmio un po' l'acqua antico. E adesso speriamo bene, però è pazzesco come riesco sempre a beccare temporali. Adesso qua non piove però. Qui a Turin Ronaldo, si vedrà un bel paesaggio, non avevo messo qua in cabina Ronaldo, così può gustarsi l'atterraggio. Bravo CR. Portiamo Ronaldo a Torino. Voglio fare un buon atterraggio qui a Caselle. In questo punto non piove, però guardate là, cioè lampi e tuoni un po' ovunque. Cioè il sole è proprio nascosto, peccato, sarebbe piaciuto vedere un po' il paesaggio, ma lo sapete raga che nei voli del Cume c'è solo pioggia, nebbia, neve e tornadi. Questo è positivo, Beppe. Intanto cominciamo a vedere l'aeroporto davanti a noi, la pista 36. La mole, non la vediamo, la mole. Ok. Autorizzazione all'atterraggius. Dai vecchio, dai. 5 miglia d'arrivo, 1 minuto. 4 miglia, 1 minuto. Cioè guardate i lampi che abbiamo davanti ragazzi, cioè lampi di proporzioni bibliche. Mamma mia. Ok. La pista è bella davanti a noi, bella come il sole di notte. La tensione sale. Siamo giusti, mi sembra. Non troviamo mai. Stai zitto. 2 miglia. Oh, guarda che roba, cioè, pazzesco, Ricomincia a piovere, ricomincia il diluvio torinese. Eccolo qua. Come la pioggia e la neve scende giù dal cielo. Adesso prepariamoci.
500. 500. La. Perché siamo quasi arrivati. 100. Vai. Ready. Siamo Minimum carichi. 200. Minimo 200. Vaffanculo 200. 100. Stacchiamo tutto. 50. Mamma mia. 30. 20 retard. 20 retard. 20 Vai retard. giù, vai 10. giù. Ok. Mamma mia ragazzi. Ok. Ce l'avevamo fatta. Mamma mia che diluvio qui a Torino. Siamo arrivati, stiamo scaricando passeggeri e bagagli, arriviamo con la pioggia. Buon volo, Ronaldo è arrivato, adesso comincerà la conferenza stampa e tutto quanto. Complimenti a lui, complimenti alla Juve, ma noi siamo arrivati. Touchdown, Covendiano. Eccoci qua. E vai con il The Boarding. Ciao!